Wolfgang Amadeus Mozart è l'esempio di ciò che avviene quando un talento supremo nasce nel giusto momento e nel posto giusto. Il suo genio, così diverso da quello degli altri artisti, fu a volte così grande da sembrare persino soprannaturale. Mozart è stato probabilmente l'individuo più dotato musicalmente che la cultura occidentale abbia mai prodotto. Per Mozart, la musica fu una specie di quarta dimensione, un espandersi del mondo naturale, un'inevitabile necessità per lui, come l'acqua per il delfino e l'aria per l'aquila. Una volta si è descritto come pervaso dalla musica, immerso in essa tutto il giorno. Scoprì questo mondo, suo elemento naturale, quando era ancora un bambino, e la sua musicalità precoce fece di lui la sensazione d'Europa. Eppure Mozart non si spense come una cometa che fiammeggia luminosa per poi perdersi nell'oscurità. Raggiunse la maturità come grande compositore, uno dei più grandi di tutti i tempi. Questo fu perché nacque in un periodo musicalmente fertile, nel quale il suo vasto genio trovò gli stimoli che gli necessitavano per svilupparsi e fiorire. A dire il vero, quell'epoca non lo apprezzò sempre come meritava. Gli ultimi anni di Mozart furono strazianti per il rigetto e l'indifferenza da parte delle istituzioni, una frenetica arrampicata alla ricerca di lavoro, un'incessante preoccupazione per la sua situazione finanziaria e alla fine la malattia che troncò brutalmente la sua breve vita a 35 anni. D'altro canto, le stesse forze che portarono a questa tragedia fornirono l'impeto per la creazione di oltre 600 opere, le migliori delle quali non sono solo espressione di stile classico, ma anche le più perfette creazioni nella storia della musica. Al giorno d'oggi bisogna fare un preciso sforzo di immaginazione per ricordare che tutta la musica nel XVIII secolo era suonata dal vivo. I centri tradizionali erano ancora le corti e la nobiltà per le quali la musica costituiva un ingrediente essenziale della bella vita. Tutti i reali erano musicalmente competenti e a volte persino dotati, e ogni aristocratico che si rispettasse aveva tra i suoi servitori musicisti, così come aveva cuochi o camerieri. Data la continua richiesta di nuova musica dal vivo, l'Europa era piena di musicisti e compositori. La sicurezza economica stava nel trovare una posizione stabile al seguito di qualche principe o nobile. Qui il musicista-compositore era il tipico artigiano che produceva serenate, danze, canti a uso e consumo del suo ricco padrone. Come posizione sociale era considerato poco più di un servitore. L'esempio più eclatante di quanto fossero poco considerati socialmente i musicisti fu Haydn, contemporaneo di Mozart, direttore presso i principi Esterasi di Ungheria, costretto ad indossare la livrea del suo nobile padrone. Comunque, sia in arte che in tutta la società del XVIII secolo si intravedevano grandi cambiamenti. L'emergente classe borghese, sempre più prosperosa, cominciò a raggiungere la raffinatezza culturale degli aristocratici. Mercanti e banchieri coltivavano la musica, comperavano strumenti musicali, educavano le loro figlie alla musica e commissionavano brani per occasioni particolari. Finanziarono teatri, frequentarono e sostennero concerti pubblici. Mentre però questo pubblico, sempre crescente, dette ai compositori del periodo un'alternativa stimolante per il loro talento, non fornì una sicurezza economica che avrebbero altrimenti goduto mettendosi al servizio di un principe. Le richieste da parte dei ricchi erano scarse. Non esistevano i diritti d'autore e il pagamento di un'opera avveniva normalmente con un'unica soluzione. Per sopravvivere, i compositori avevano l'unica scelta di fornire, da un lato musica nuova in continuazione e dall'altro di esibirsi il più possibile. La vita di Mozart come musicista e compositore si svolse nel vortice di questi intricati cambiamenti storici. Per natura fu totalmente incapace di assumere il ruolo di compiacente servitore. Il suo genio era di tale portata e il suo temperamento tanto orgoglioso da impedirgli di tollerare sia la torbida vita musicale di Salisburgo che il patrocinio pieno di rancore di un principe arcivescovo indifferente. Il mecenate che desiderava
quello che gli avrebbe dato sicurezza personale e libertà creativa, non apparve mai. Infine, Mozart intraprese l'unica strada a sua disposizione, quella molto precaria di lavoratore improprio. La sua vasta produzione di opere è pertanto dovuta non solo alla sua fertilità creativa, ma anche alla sua necessità di guadagnarsi il pane quotidiano. Proprio perché ebbe una vita difficile, il suo lavoro fu legato alla quotidianità e ai suoi bisogni. Mozart scriveva quasi sempre i suoi brani musicali per occasioni speciali o per particolari musicisti, le serenate, forse per la festa di una sposa il giorno prima del suo matrimonio, sicuramente danze per sala da ballo e molta musica per accompagnare le cene dei nobili e messe per ispirare l'anima al culto, e inoltre opere per creare un'atmosfera di festività secolare, musica da cerimonia per celebrare l'incoronazione di un nuovo sovrano o l'apertura di una nuova loggia massonica, sinfonie per sale da concerto, concerti e arie per mettere in mostra le capacità dei virtuosi, opere semplici per tastiera, con le quali una signorina avrebbe così potuto migliorare un talento limitato, e ancora musica da camera destinata a serenate musicali fra amici, da suonarsi a casa durante una serata Gemütlicher. La cosa meravigliosa di questo vasto insieme di opere non sta né nella sua grandezza, né tantomeno nella sua varietà, ma nel numero di volte in cui Mozart ha raggiunto il massimo. Sir Thomas Bacon giudicò che almeno 250 delle composizioni di Mozart sono magnifiche. Però nella lirica, suo supremo amore, il compositore raggiunse l'apice. La lirica era la più alta ambizione di Mozart ed il suo dono più veritiero. Scrisse Sacheverell Sitwell che accreditò a Mozart l'aver perfezionato l'arte di scrivere per ensemble lirico, insieme alla caratterizzazione musicale. Il Don Giovanni è unanimemente considerato una delle più grandi creazioni di tutti i tempi. Nel Matrimonio di Figaro, Mozart fu il primo a utilizzare l'intero potenziale lirico dell'orchestra sinfonica. Nel Flauto Magico e Così fan tutte si è rivelato come maestro drammaturgo con shakespeariana larghezza di vedute. Mozart fu però un genio anche nel mondo della musica strumentale, dove le parole spariscono e il compositore si occupa solo di manipolare il suono puro. Fu un virtuoso della tastiera e si può dire che concepì per primo il concerto per pianoforte moderno. Portò la sinfonia a nuovi livelli di espressività. I suoi concerti per violino sono una tappa obbligata per il repertorio di ogni grande violinista, e il suo concerto per clarino, uno strumento relativamente nuovo nel XVIII secolo, non ebbe uguali. Le sue composizioni per piccoli gruppi strumentali, come i quartetti di archi, indussero il critico Eric Blom a scrivere: «È difficile immaginare quale sarebbe la musica nazionale senza la musica da camera di Mozart. Le qualità che ressero unici sia le opere di Mozart che lui stesso non sono semplici da individuare. La sua musica è spesso di grande vivacità giovanile e gaia, possiede una leggerezza, una felicità d'espressione, una melodia e una verve, il cui solo scopo sembrò quello di essere affascinante. Solo eterno per la musica, il suo nome è Mozart», disse Anton Rubinstein, grande pianista russo del XIX secolo. Mozart era ben lontano dall'essere un artista rococò che dipingeva graziose immagini. Persino le sue opere più geniali avevano una struttura fermamente controllata. Aveva un innato senso della forma. A lui dobbiamo la perfezione dello stile classico del XVIII secolo che, secondo Charles Rosen, continua a fornire ancora oggi uno standard secondo il quale il resto dell'esperienza musicale viene giudicato. Semplicità, chiarezza, equilibrio, simmetria. Queste sono le caratteristiche del classicismo musicale. Anche senza un palcoscenico, fu maestro nel creare tensioni drammatiche. Ogni frammento melodico contribuiva al significato finale. Quello che tutto ciò ha creato, nel periodo più fortunato di Mozart, cioè quando era molto giovane, fu un soddisfacente senso di ordine, così agile e ben equilibrato che diventò eleganza, una grazia che scivolava su piedi alati.
Quando la musica di Mozart, così come la sua vita, si oscurò, le forme classiche continuarono a servirlo e ad affermare ordine ed equilibrio. Doti come quelle di Mozart non possono essere ereditate. Tuttavia, venne da una famiglia musicalmente dotata. Suo padre Leopold fu un valente violinista e compositore al servizio dell'arcivescovo di Salisburgo, che esercitava il suo potere, sia spirituale che civile, nella graziosa cittadina austriaca e nei suoi sobborghi. Nato in Baviera, Leopold Mozart andò a Salisburgo per studiare legge, ma la musica lo attrasse maggiormente. A 24 anni entrò al servizio dell'arcivescovo suonando nell'orchestra di corte e alcuni anni più tardi sposò Anna Maria Perl, nativa di una città vicina. Ebbero 7 figli, di cui solo 2 sopravvissero: Maria Anna, che la famiglia chiamava Nannerl, e Wolfgang Amadeus, che a sua volta veniva chiamato Wolfgang, di 5 anni più giovane, nato il 27 gennaio 1756. La famiglia Mozart non aveva alcun peso sociale nella semifeudale Salisburgo, ma nonostante ciò viveva abbastanza bene. Leopold era forte, pio e grande lavoratore e soprattutto un genitore integerrimo, attento e amorevole. Anche la mamma di Mozart fu devota alla famiglia, sebbene avesse una natura più gaia, gioiosa, amante del piacere che suo figlio ereditò. Nannerl dimostrò di essere una brillante musicista che seppe approfittare delle lezioni di clarinetto che il padre le impartì. Quello che però stupì maggiormente la famiglia fu vedere il piccolo Wolfgang, poco più che un infante, interessarsi avidamente agli sforzi di apprendimento musicale della sorella. Iniziò a imparare semplici note e accordi sulla tastiera ancor prima di avere 3 anni. E prima di averne 4, suo padre iniziò a impartirgli lezioni di piano. Presto iniziò a comporre piccoli brani da solo. Un amico di famiglia ricordò come, insieme a Leopold, tornando dalla chiesa, una sera trovò Wolfgang, allora di 4 anni, impegnatissimo con penna e carta. Leopold: «Che cosa stai facendo?» Wolfgang: «Sto scrivendo un concerto per clavicembalo». Leopold: «Fammelo vedere». Wolfgang: «Non l'ho ancora finito». Leopold: «Non fa niente, fammi dare un'occhiata. Deve essere qualcosa di buono». Leopold e suo amico risero sommessamente mentre davano un'occhiata al foglio pieno di macchie d'inchiostro causate dalla mano poco esperta del bambino. Leopold però smise di ridere quando guardò più attentamente le note. «Guarda com'è corretto e ordinato», disse stupito. «Solo che è incredibilmente difficile. Nessuno al mondo riuscirebbe a suonarlo». Wolfgang lo interruppe. «Per questo motivo in concerto bisogna prima esercitarsi». E avvicinandosi alla tastiera cercò di fargli capire cosa avesse in mente. Esistono altri aneddoti simpatici, alcuni senza dubbio esagerati. Si dice che all'età di 6 anni abbia ricevuto un violino in regalo. Una notte, quando i più anziani stavano provando un trio per archi, suonò la parte del secondo violino senza essere stato in nessun modo istruito. Comunque Leopold concluse di aver messo al mondo un genio, ed essendo pio, ma anche ambizioso, decise di concentrare le sue energie nell'allevare questa meraviglia, dono di Dio, e di presentarlo al mondo. In un'altra epoca, Leopold avrebbe potuto essere un brillante impresario. Nel febbraio del 1762 decise di portare i suoi 2 giovani prodigi in tournée perché anche Nannerl, pur non essendo un genio, era un artista di talento straordinario. Nel giro di pochi anni, i 2 bambini furono sulla bocca di tutta l'Europa. Leopold iniziò con una breve visita di 3 settimane a Monaco, quando Wolfgang aveva quasi 6 anni, e in seguito si recò a Vienna, sede del Sacro Romano Impero, dove soggiornarono per 3 mesi e mezzo. Le notizie dei Wunderkind li avevano preceduti, cosicché furono immediatamente invitati a corte, dove Francesco I e l'imperatrice Maria Teresa rimasero incantati. «Le loro maestà ci ricevettero in modo estremamente grazioso», scrisse Leopold a un amico. «Nessuno mi crederà quando lo racconterò. Basta dire che Wolfgang saltò sulle ginocchia dell'imperatrice, le gettò le braccia al collo
e la baciò amorevolmente. Maria Teresa gli regalò un vestito di gala, confezionato per il giovane arciduca Massimiliano, uno dei suoi figli, e così Wolfgang venne ritratto. Incoraggiato dal loro trionfo a Vienna, Leopold pianificò, nell'estate del 1763, una tournée a più ampio raggio, che avrebbe portato i bambini nelle lontane città di Parigi e Londra, e non sarebbero tornati a Salisburgo per quasi 3 anni. Infatti, Mozart sarebbe stato destinato a passare gran parte della sua infanzia e gioventù in tournée, prima come prodigio messo in mostra e più tardi come giovane musicista in cerca di un posto fisso. Era, per una serie di motivi, un'esistenza ardua. Viaggiare in carrozzone era difficoltoso e l'alloggio non era sempre garantito. La malattia era un rischio sempre presente e le cure mediche erano primitive. Come sempre, il denaro si presentava come un problema grave a ogni tappa. Strada facendo, era essenziale trovare nuovi mecenati. Leopold era esperto nell'incoraggiare amanti della musica di alto rango a cui introdurre i figli. In seguito arrivarono in tal modo inviti per suonare o a corte o nelle case della nobiltà. Allora si usava che l'ospite ricompensasse gli artisti con un regalo. A volte, quando i Mozart erano fortunati, si trattava di una somma di denaro, ma più di sovente di una tabacchiera dorata o di un orologio d'argento. Quando Leopold riusciva a organizzare i concerti in proprio, il guadagno era maggiore. Aveva sviluppato un sistema. Nessuno paga un soldo all'entrata, spiegò in una lettera a casa, ma chi si presenta senza biglietto non è ammesso al concerto, chiunque esso sia. Il suo metodo era convincere gli amici a vendere biglietti per il concerto con una settimana di anticipo. Con astuzia privilegiò le signore, che riescono a venderli con più facilità. Pieno di speranza, Leopold giunse con i figli a Parigi nel novembre 1763. Parigi era una grande città, costosa e sconosciuta, e persino l'intraprendente Leopold non fece progressi. In seguito, con l'aiuto del barone Friedrich Melchior von Grimm, un esponente della letteratura francese, tedesco di nascita, ottennero l'attenzione della famiglia reale. Al banchetto di Capodanno a Versailles, la regina, consorte di Luigi XV, tenne il piccolo Wolfgang vicino a sé, traducendo dal tedesco al re i suoi commenti, mentre Wolfgang mangiava dal suo piatto. Quando poi, in un'altra occasione, Wolfgang suonò per Madame de Pompadour, l'amante del re, questa non si curò del piccolo così come lui avrebbe desiderato. «Chi è costei che non vuole baciarmi?» domandò indignato alle persone intorno. «La mia imperatrice mi ha baciato!» La fama e la destrezza musicale di Mozart si diffusero a una velocità impressionante durante i 5 mesi di soggiorno in Francia. Leopold scrisse a un amico: «Ogni giorno Dio compie nuovi miracoli attraverso questo bambino». Con l'aiuto del barone von Grimm, i primi lavori pubblicati del giovane Mozart, 4 sonate per clavicembalo con accompagnamento di violino, vennero stampati durante quel periodo a Parigi. Immaginati il furore che faranno nel mondo quando le persone leggeranno sulla copertina che sono state composte da un bambino di 7 anni, affermava Leopold nella sua lettera e concludeva: «Abbiamo seminato bene ed ora speriamo in un buon raccolto». Il raccolto era prossimo. A Londra l'accoglienza fu così calda e i loro vari mecenati così generosi che i Mozart si fermarono per 15 mesi. 2 volte furono invitati a Buckingham Palace, dove rallegrarono il re Giorgio III e la regina Charlotte per i loro prodigiosi talenti. La cosa più importante fu che il giovane Wolfgang fece 2 amicizie musicali molto importanti in Inghilterra. Una fu con Johann Christian Bach, il figlio più giovane di Johann Sebastian Bach. Johann Christian aveva precedentemente lasciato la Germania per l'Italia, dove adottò il più leggero e lirico modo italiano. Trasferendosi a Londra, diventò una delle sue figure musicali portanti e fu maestro di musica della famiglia reale. Mozart fu immediatamente attratto da lui
e fu molto influenzato dal suo stile. Si dice di come il 29enne Christian Bach facesse sedere il bambino sulle sue ginocchia davanti alla tastiera e i due eseguissero una sonata insieme, con battute alternate così perfette che testimoni affermarono sembrassero una persona sola. Un'altra importante conoscenza nacque dall'incontro con un famoso cantante d'opera, Giovanni Manzuoli. Leopold fece in modo che Wolfgang prendesse lezioni di canto da Manzuoli, non per farne un cantante, ma per aumentare le sue conoscenze pratiche dell'aspetto vocale dell'arte musicale. Sempre a Londra, Wolfgang fu sottoposto a una delle più eccitanti prove che venivano continuamente richieste per verificare la sua precocità musicale. L'onorevole signor Dance Barrington, uomo di scienza, fece un esame accurato dei poteri di Wolfgang, che allora aveva 9 anni, e pubblicò i risultati sul Philosophical Transactions, un giornale scientifico. Barrington si presentò all'incontro munito di una partitura a 5 parti che sapeva, senza ogni dubbio, mai essere stata vista da ragazzo. Mozart lesse con perfetta padronanza e quindi, alla richiesta di Barrington, improvvisò una canzone lirica d'amore con il solo accompagnamento della sua tastiera. Dopo, Barrington chiese l'improvvisazione di una canzone d'ira, durante la quale, raccontò, il giovane esecutore portò se stesso a un punto tale che suonava il suo clavicembalo come una persona posseduta, quasi sollevandosi dalla sedia. Barrington fu molto colpito dal potere inventivo di Mozart e dal suo esperto modulare da una chiave all'altra. Interrogandosi sulla vera età del ragazzo, Barrington non poté fare a meno di notare quanto il suo comportamento fosse infantile. Mentre stava suonando, entrò un gatto che lo attrasse e lui immediatamente lasciò il suo clavicembalo e non ci fu verso di farlo tornare a suonare per lungo tempo. Infine, nel luglio 1765, il soggiorno londinese giunse al termine. Era ora di tornare a casa, a Salisburgo. Anche se l'arcivescovo era un mecenate tollerante, Leopold, dopo tutto, era un suo dipendente e per lungo tempo era stato assente. Inoltre, mentre Wolfgang, che aveva 10 anni, progrediva meravigliosamente bene, avrebbe potuto approfittare di un tranquillo periodo di istruzione regolare sotto la tutela di Leopold sugli elementi di base tradizionali della composizione musicale, come armonia e contrappunto. Per 2 anni, Wolfgang proseguì i suoi studi, consolidando e affinando il suo talento. Leopold non poteva accontentarsi di Salisburgo. Nell'autunno del 1767 si accomiatò dall'arcivescovo, fece le valigie e con sua moglie e i suoi figli partì nuovamente, questa volta per un soggiorno di 16 mesi a Vienna. Si sarebbe rivelata un'esperienza straziante sotto ogni aspetto. Appena i Mozart arrivarono, scoppiò il vaiolo in città. I genitori non contrassero la malattia, ma i 2 bambini ne furono colpiti. Il caso di Nannerl sembrò meno grave di quello di Wolfgang. Se non fosse stato per un tal conte Podstansky, che offrì loro riparo e le migliori cure, il giovane ammalato avrebbe anche potuto morire. Le fortune musicali della famiglia non andavano molto meglio. Quando Wolfgang guarì, Leopoldo tentò un colpo audace per conto di suo figlio dodicenne. Ottenne dal nuovo imperatore Giuseppe II la commissione per un'opera e a Wolfgang venne dato un libretto chiamato La finta semplice, per un'opera buffa di stile italiano, un tipo di farsa musicale con una trama piena di irragionevoli macchinazioni. Musicalmente Mozart si dimostrò all'altezza della prova. Compose una partitura di 200 pagine, 26 numeri vocali uniti da interludi recitati. I Mozart non erano però in grado di sopportare il frenetico mondo chiuso dell'opera viennese. Ansiosi di preservare la loro prerogativa contro degli estranei, particolarmente nei confronti di un ragazzo fattosi dal nulla, i musicisti della città organizzarono una campagna contro l'opera di Mozart. Alla fine, l'impresario in carica si rifiutò di mettere in scena il lavoro e l'imperatore Giuseppe II rifiutò di intervenire. Fu un amaro boccone, più per il padre che per il figlio. Leopold però non si scoraggiò. Spronato dalla sua sfortuna, mirava a una meta ancora più alta per Wolfgang: conquistare l'Italia, il paese più musicale, la fonte e il santuario dell'opera. A parte l'intensità e la profusione della sua vita musicale,
L'Italia aveva esportato compositori, cantanti, librettisti in tutta l'Europa. Per suo figlio, Leopold desiderava il riconoscimento di maestro in Italia. Durante i loro viaggi italiani, che furono 3, padre e figlio viaggiarono soli. La carriera di Nannerl era finita, dato che aveva superato l'età per essere considerata enfant prodige. Lei e la madre avrebbero dovuto accontentarsi solo di leggere circa le avventure dei 2 erranti Mozart. Wolfgang, allora tredicenne, non stava più nella pelle dall'agitazione quando partirono da Vienna nel dicembre 1769. Cara mamma, così iniziava un postscriptum su una lettera di Leopold. Il mio cuore è completamente incantato di fronte a tutti questi piaceri, perché questo viaggio è così divertente, la carrozza così accogliente ed il conducente è un tipo splendido che guida come il vento ogni qualvolta la strada glielo permetta. L'Italia rispose caldamente al suo ardore. A Milano, Bologna e Napoli le sue esecuzioni a clavicembalo furono accolte con entusiasmo. Roma fu testimone di un incredibile tour de force musicale. I Mozart arrivarono a Pasqua in tempo per assistere nella Cappella Sistina alla rappresentazione annuale del Miserere di Allegri, un lavoro corale complesso, per 4 solisti e un coro di 5 voci. Il Vaticano era così geloso di questo tesoro musicale da non permetterne la circolazione di alcuna copia. I musicisti della cappella erano minacciati di scomunica qualora avessero disubbidito a questa severa regola. Però Wolfgang, dopo aver ascoltato una sola volta l'esecuzione, fu in grado di riscrivere interamente le 9 parti del lavoro a memoria. Quando si seppe in giro, la cosa fece sensazione. Tutti furono stupiti, a eccezione del genio, che si dimenticò di menzionare l'accaduto nella sua lettera alla madre. Scrisse circa questa occasione prima di chiudere la lettera: «Ho avuto l'onore di baciare il piede di San Pietro nella cattedrale di San Pietro e, siccome ho la sfortuna di essere così basso, io, come al solito, ho dovuto essere sollevato». In ogni caso, non spaventato, forse colpito, da questo episodio di innocente plagio, il Papa Clemente XIV conferì a Wolfgang la croce dello Speron d'oro e autorizzò il giovane a farsi chiamare Chevalier de Mozart. A Bologna conobbe padre Martini, che ebbe per lui tanta simpatia e ammirazione da facilitargli la nomina di accademico filarmonico. Così come un altro segno d'onore gli fu riconosciuto a Milano, dove fu richiesto di scrivere un'opera seria drammatica di argomento classico, piuttosto pesante, Mitridate re del Ponto. Alla prima, il 26 dicembre 1770, Mozart, allora 14enne, dirigeva alla tastiera e l'esigente pubblico milanese gridò «Evviva il maestrino!» e ancora «Lunga vita il piccolo maestro!». Il trionfo fu così grande che a Mozart, come premio, fu commissionata un'altra opera. Questo lavoro lo avrebbe riportato in Italia l'autunno successivo, 1771, per scrivere una serenata, Ascanio in alba, su poesie di Parini, in occasione di un matrimonio reale. Con sua grande soddisfazione, il suo amico londinese, Giovanni Manzuoli, cantò nel ruolo principale. Fu un successo annunciato, così come lo fu la sua opera Lucio Silla, scritta un anno dopo a Milano durante il suo terzo viaggio in Italia, destinata al periodo del Carnevale. Durante il suo soggiorno sempre a Milano, Mozart conobbe San Martini e Piccinni. Frattanto, un evento doloroso accadde però a Salisburgo, evento che avrebbe influito pesantemente sul futuro di Mozart. Il vecchio arcivescovo Sigismund von Schattenbach morì nel dicembre 1771 e gli successe nella carica Hieronymus, conte di Colloredo. Il primo prelato fu, tutto sommato, indulgente con padre e figlio, permettendo assenze e proroghe delle stesse. Verso il suo successore, invece, Mozart accumulò col tempo un grande risentimento e l'impressione di essere ignorato ingiustamente, tanto che la storia ha dipinto Hieronymus come un uomo tirannico, duro e grossolano. Questo forse fu ingiusto. Entrambi i Mozart erano orgogliosi, all'incessante ricerca di riconoscimenti, e disprezzavano la mediocrità di Salisburgo.
L'arcivescovo non poteva fare a meno di avvertire questi loro sentimenti e reagire di conseguenza. Pertanto i successivi 4 anni a Salisburgo furono estremamente difficili. Mozart compose incessantemente sia per l'arcivescovo che autonomamente. La musica da camera e da chiesa che scrisse a richiesta, comprese messe, sonate per organo, serenate, divertimenti e concerti per tastiera. Nel 1775, in un impeto di crescita creativa, scrisse 5 eccezionali concerti per violino. Con la loro ricchezza melodica, eleganza di espressione e sottili sfumature orchestrali, forniscono al solista alcuni dei mezzi strumentali più appaganti, non solo come mera dimostrazione di virtuosismo, fine a se stesso, ma anche di armoniosa ed equilibrata bellezza. Mozart padre e figlio continuavano però a essere irritati dal limitato orizzonte di Salisburgo e dalla mancanza di apprezzamento sia artistico che finanziario. Finalmente, nel marzo del 1777, i Mozart ancora una volta chiesero il permesso di assentarsi. In un primo momento l'arcivescovo ignorò la richiesta. Quando fu rinnovata, seccamente rifiutò di sancire quella che spregevolmente chiamò spedizione per elemosinare. L'unica via aperta per Mozart fu quella di chiedere di essere sollevato dall'incarico. La richiesta fu infine accettata e nel tardo settembre 1777 il giovane Mozart partì da casa un'altra volta. Leopold non ebbe altra alternativa che restare e Nannerl restò per accudirlo. La signora Mozart accompagnò l'esuberante Wolfgang in questa sua tournée. La libertà tanto desiderata si faceva intravedere per la loro ventunenne Wolfgang. Non più arcivescovi e, nonostante fosse un figlio amorevole e devoto, non più papà. Quasi subito fu però costretto a subire un umiliante disappunto. Nel suo precedente viaggio a Monaco, la musica di Mozart era stata acclamata dall'allora principe regnante e ora il compositore si aspettava che gli offrisse un posto. Ahimè. Il regnante sembrava avere dimenticato e non lo accolse. Ad Augsburg, l'orgoglioso ex bambino prodigio fu ulteriormente disturbato quando alcuni rozzi e ignoranti commensali, durante una cena, lo presero in giro per lo sperone d'oro che pendeva dal suo collo, regalo del Papa. Sempre molto suscettibile circa la sua bassa statura, Mozart scrisse a casa circa questo episodio: «Probabilmente pensano che, poiché sono piccolo e giovane, niente di grande o saggio potrà essere fatto da me». La sua solare natura era però sempre così veloce nell'affermarsi, e inoltre c'erano sì tante cose nuove da provare che non poteva permettersi di essere a lungo depresso. Ad Augsburg Mozart visitò il famoso fabbricante di strumenti musicali Johann Andreas Stein e fu molto eccitato dalla grande qualità dei suoi pianoforti. La loro incredibile uniformità tonale e la loro musicalità ne avevano fatto i migliori strumenti del genere da lui fino ad allora conosciuti. Mozart già preferiva il pianoforte ai suoi predecessori clavicembalo e clavicordo ed ebbe un ruolo fondamentale nella sua ascesa. Benché il pianoforte fosse stato inventato attorno al 1709 da Bartolomeo Cristofori, non diventò popolare in quanto tale finché Mozart non lo adottò come suo strumento preferito e sviluppò uno stile di esecuzione e composizione decisamente differenti da quelli possibili con il clavicembalo e il clavicordo. Benché i membri della famiglia Mozart fossero spesso separati per mesi, addirittura per anni, rimasero molto uniti dalla comune devozione per la musica che rafforzò i legami tra di loro. Si tennero in contatto uno con l'altro e con gli amici di Salisburgo, tramite un flusso ininterrotto di lettere di vitale importanza per il giovane Wolfgang. Il ragazzo traeva giovamento dai viaggi e le sue frequenti ed eccitate lettere erano piene di stupore di fronte al mondo che gli si apriva davanti e piene di giovane delizia per i suoi trionfi musicali. Le notizie da casa e i suoi cari davano comunque un senso di ordine e continuità alla sua vita itinerante. Una volta Leopold raccontò che suo figlio, allora di 6 anni, si era svegliato ad Augsburg piangendo per la nostalgia. Nei giorni in cui arriva la posta dalla Germania, il cibo e le bevande mi sembrano più buone, confessava il giovane Wolfgang a sua sorella Nannerl. Non mancava di finire le lettere per sua madre e sua sorella con un fiume di esuberanti baci,
1000, 10.000, 1.000.000. A volte si concedeva la facezia giovanile, dando un saggio del suo piccante umorismo che sarebbe diventato un fatto distintivo della sua giovinezza. Io sto bene, grazie a Dio. Bacia la mano di mia mamma, la faccia di mia sorella, il naso, la bocca, la gola e il sedere se pulito. Un'altra esperienza istruttiva aspettava Mozart a Mannheim, un tempo famoso centro musicale che vantava secondo molti la migliore orchestra d'Europa. Un esercito di generali, disse un ammiratore. I suoi musicisti erano rinomati per la loro precisione e unità nel suonare, e Mozart rimase molto colpito dal modo in cui venivano usati gli strumenti a fiato. Non puoi immaginare l'effetto grandioso di una sinfonia con i flauti, oboi e clarinetti, scrisse a Leopold. Fece amicizia con i musicisti dell'orchestra. Diede concerti, scrisse musica e come sempre manovrò per un posto fisso al servizio di qualche ricco patrono. Wolfgang, in una lettera successiva, scrisse a suo padre che non sarebbe andato a Parigi come programmato in precedenza, ma prospettò un viaggio in Italia con alcuni nuovi amici, i Weber. Là sicuramente avrebbe fatto la fortuna di tutti, scrivendo opere liriche per aiutare il lancio della carriera di una squisita cantante, certa di creare sensazione, Aloysia Weber, di 15 anni. Mozart si era innamorato. Fridolin Weber, capofamiglia, riusciva appena a mantenere la moglie e la sua numerosa famiglia, lavorando come suggeritore e copista per l'opera di Mannheim. Era proprio un povero musicista da strapazzo contro il quale Leopold lo aveva sempre messo in guardia. La risposta del padre fu pertanto immediata e Leopold palesò il suo stupore e le sue paure, pagina dopo pagina con angoscia e rimostranza. Ed ora dipende solo dal tuo buon senso, se morirai come il grande Kapellmeister di cui i posteri leggeranno, o invece, catturato da una donna, morirai su un letto di paglia in una soffitta piena di bambini affamati. Anche se a distanza, i legami col padre erano più forti del giovane amore. Rispose l'ormai placato Wolfgang. Nel trasporto del momento ho dimenticato quanto sia impossibile realizzare ora questi miei piani. Abbandonò il suo folle sogno, salutò tristemente i Weber e il 14 marzo 1778 partì per la Francia con sua madre. Vai a Parigi, lo incitò Leopold. La nobiltà francese tratta gli uomini geniali con grande reverenza, stima e cortesia. Anche questa volta a Parigi, così come a Monaco, Augsburg e Mannheim, Wolfgang sarebbe stato deluso. Probabilmente era stato un po' viziato dalle precedenti adulazioni, ma ora scopriva che le persone che una volta si erano accalcate attorno a un bimbo prodigio di 7 anni erano considerevolmente meno interessate a un musicista di 22 anni in difficoltà, benché di talento. La gente ti fa un sacco di complimenti, però si ferma lì, si lamentava con il padre. Io suono e loro dicono «C'est un prodige, c'est inconcevable, c'est étonnant, e quindi adieu». Cercò disperatamente di avere delle richieste di lavoro, dando lezioni, facendo musica con alcuni degli amici di Mannheim, ma ora a Parigi. Una sinfonia, Paris, fu ben accolta e in quel periodo compose le sue più belle sonate per pianoforte. Scritte in risposta al suggerimento del padre di adottare uno stile più popolare, furono agili e graziose, così facili da suonare che diventarono la base di ogni repertorio di pianisti esordienti. Dopo 3 mesi trascorsi a Parigi, Wolfgang aveva trovato una sola prospettiva concreta come organista alla corte reale di Versailles. Il padre Leopold lo sollecitò ad accettare. Wolfgang rifiutò perché capì che questo lo avrebbe legato e consegnato all'oblio. E allora, alla depressione si aggiunse il dolore. Sua madre contrasse una malattia incurabile. Per 4 settimane la malattia fece il suo corso e alla fine, il 3 luglio 1778, la signora Mozart morì di tifo. Wolfgang diede la notizia a suo padre a Salisburgo il più cautamente possibile. I mesi successivi furono veramente tristi per il giovane Mozart. Parigi si rivelava un posto ancora più difficile dove guadagnarsi da vivere che non la Germania.
Le lettere di Leopold lo sollecitavano incessantemente a tornare a casa. Hieronymus aveva bisogno di un organista e assistente direttore ed era disposto ad assumere Wolfgang, consentendogli persino di assentarsi occasionalmente. Finalmente Wolfgang si arrese, ma con riluttanza e senso di umiliazione. Infatti, non appena era tornato a Salisburgo in dicembre, riprovò tutto il vecchio risentimento e ostilità nei confronti dell'arcivescovo. Se non fosse stato per il suo disperato bisogno di una base finanziaria, se ne sarebbe andato immediatamente. Resistette per più di 2 anni, nonostante la sua orgogliosa incapacità a comportarsi da lacchè. Nel tardo 1780 ricevette una commissione per comporre un'opera seria per il periodo del Carnevale di Monaco del 1781. Il risultato, l'Idomeneo, fu il primo lavoro di Mozart maturo e ricevette a Monaco una generale acclamazione per la sua brillante strumentazione e intensità drammatica. Fu oltremodo seccante, quindi, essere chiamato poco dopo a Vienna, dove l'arcivescovo si trovava in visita e desiderava avere i suoi musicisti al seguito. In una lettera a suo padre, Mozart descrisse amaramente: «La mia persona, considerata insignificante, ha dovuto mangiare con i servitori. I 2 valletti sedevano a capotavola, ma almeno ebbi l'onore di essere messo prima dei cuochi». Un ulteriore insulto fu quando l'arcivescovo impedì a Mozart di suonare per un concerto benefico alla moda. Alla fine il suo padrone ordinò a Wolfgang di tornare a Salisburgo. Nel brutto confronto che seguì, Mozart fu fisicamente buttato fuori da una stanza dal capo dei camerieri dell'arcivescovo. Mozart aveva allora 25 anni e lasciò Salisburgo per non tornarci più, se non per brevi visite familiari. Da allora visse e lavorò a Vienna completamente solo. Questo fatto preoccupò molto suo padre. Leopold aveva sempre considerato suo figlio come un ingenuo. Immaginabile fu quindi la sua costernazione quando seppe che a Vienna Wolfgang viveva con i Weber, conosciuti in precedenza a Mannheim. Aloisia cantava per l'opera. Aveva sposato un attore, Fridolin Weber era morto. La sua vedova manteneva la famiglia affittando delle stanze. La casa della signora Weber era apparentemente un'istituzione bohemienne. Così almeno Leopold Mozart pensò quando i pettegolezzi di una relazione fra Wolfgang e Costanze Weber, una delle sorelle più giovani di Aloisia, lo raggiunsero a Salisburgo. Rispondendo ai continui rimproveri del padre, Wolfgang, anche se malvolentieri, si trasferì in un altro quartiere. Ciò nonostante, continuò farsescamente a corteggiare Costanzia, costretto dalla madre di quest'ultima a firmare un accordo per il quale o avrebbe sposato Costanzia o gli avrebbe versato una somma di 300 gulden all'anno. Costanzia però, riferì con orgoglio, stracciò l'accordo. Leopold accolse tutto ciò con costernazione. Per mesi non diede il suo consenso alle nozze, inveendo contro quelle che lui considerava seduttrici e senza scrupoli. Fu costretto però ad accettare un fait accompli. Wolfgang 26enne e Costanza 19enne si sposarono nell'agosto 1782. Costanze probabilmente non era la moglie migliore per il giovane Mozart. Era stata molto criticata per essere una ragazza frivola e superficiale, non meglio di Mozart pronta a gestire una famiglia. Durante gran parte dei 9 anni che passarono insieme, fu incinta. La coppia ebbe 6 bambini, di cui solo i 2 maschi, Carl Thomas e Franz Xaver, sopravvissero. O convalescente dopo essere stata costretta a letto dalla gravidanza. Aveva un certo talento musicale come molti della sua famiglia. Le 2 sorelle più grandi diventarono prime donne e il compositore Carl Maria von Weber era loro cugino. Quando una messa di Mozart fu eseguita a Salisburgo, durante una visita della coppia, lei cantò come soprano. Anche se la casa di Mozart non era proprio un paradiso di tranquillità, lui mantenne fino alla fine un affezionato amore per la sua Stranzerl. L'estate del 1782 fu anche felice per un'altra ragione. Luglio aveva visto il trionfo della sua opera comica Il ratto del serraglio. L'eroina si chiamava Costanze. Messa in scena al Burgtheater di Vienna, sotto il patrocinio e la presenza dell'imperatore.
Più tardi, lo stesso anno, Mozart iniziò a lavorare a 6 quartetti per archi che sono fra i suoi lavori più raffinati. Furono il frutto della sua ammirazione per i successi di Haydn in quella forma musicale. L'amicizia tra questi due compositori fornì alcuni dei momenti più luminosi nella biografia di Mozart. Joseph Haydn era di una generazione più vecchia e stava soltanto allora ottenendo la fama che meritava. Come direttore musicale del Principe Esterhazy, passò molto tempo in campagna recandosi a Vienna, con i suoi datori di lavoro solo occasionalmente. Ora che Mozart viveva nella capitale, i due alla fine si incontrarono e ne nacque un profondo reciproco rispetto. Quello che Mozart sentiva si può capire dalla lettera con la quale dedicava i quartetti a Haydn. Un padre che decide di inviare i suoi figli fuori nel mondo pensa sia meglio affidarli alla protezione e guida di un uomo famoso che fortunatamente è anche il suo migliore amico. È così, mio caro amico, che ti mando mio figlio di 6 anni. Haydn da parte sua rassicurò Leopold Mozart quando quest'ultimo visitò Vienna nel 1785. Davanti a Dio e come uomo onesto ti posso dire che tuo figlio è il più grande compositore che conosca, sia personalmente che per fama. Durante gli anni 1784 e 1785 Mozart diventò per il suo virtuosismo il più popolare esecutore alle tastiere di tutta Vienna. Durante un periodo di 5 settimane nella primavera del 1784 non ebbe meno di 22 scritture. Nella maggior parte dei casi si trattò di concerti privati, organizzati in onore degli ospiti di questo o quell'aristocratico in quella città amante della musica. Alcuni vennero organizzati da Mozart in base a un sistema di abbonamenti. Alcuni dei più bei concerti per pianoforte di Mozart furono frettolosamente composti per queste occasioni, poiché, oltre a scrivere e a suonare, destinava le mattine all'insegnamento. Succedeva alcune volte che nella disperata corsa per riuscire a far ricopiare lo spartito in tempo doveva ricordarsi la parte del pianoforte a memoria, un'impresa che sarebbe sembrata miracolosa per altri, ma non per Mozart. Per la prima volta ebbe abbastanza soldi per vivere decorosamente, e senza dubbio fu una grande soddisfazione per Wolfgang e Costanze poter mostrare la loro prosperità, seppur passeggera, quando Leopold andò a visitarli nel 1785. Il vecchio Mozart raccontò a Nannerl, ora sposata con un vedovo padre di 5 figli, che la casa era in un costante turbinio di attività. Non siamo mai andati a letto prima dell'1. Ogni giorno c'erano concerti e tutto il tempo è dedicato a insegnare alla musica, alla composizione e così via. Sin dal mio arrivo, il pianoforte di tuo fratello è stato portato almeno una dozzina di volte in teatri o case private. Ora, i capolavori vennero numerosi. Una storica collaborazione incominciò nel 1785, quando Mozart chiese all'italiano Lorenzo da Ponte di adattare la commedia di Beaumarchais Il matrimonio di Figaro per l'opera. Arrivato a Vienna nel 1783, Da Ponte si era conquistato i favori dell'imperatore, diventando poeta ufficiale del teatro di Vienna. Da Ponte accettò la richiesta di Mozart, ma si rese conto che il permesso dell'imperatore era essenziale e quindi si mosse con successo per ottenerlo. L'audace commedia di Beaumarchais, nel quale Figaro, il valletto, raggirò il suo padrone, il conte, era stata bandita da Vienna perché molti dei suoi dialoghi erano troppo rivoluzionari per essere accettati da un'aristocrazia sempre più debole. Per l'opera, i dialoghi politici che avevano creato problemi furono eliminati e le musiche di Mozart furono fra le più liriche ed incandescenti e la caratterizzazione musicale di una sensibilità eccezionale. Alla sua prima, il 1 maggio 1786, Figaro trionfò. Motivo dopo motivo fu richiesto il bis. Cantanti, orchestra e la platea alla fine chiamarono il compositore sul palcoscenico ripetutamente. L'aria di Figaro, Non più andrai, diventò il motivo popolare del momento. In dicembre l'opera fu rappresentata anche a Praga, dove il genio di Mozart fu ossequiato e onorato con un calore tale da avere un posto speciale nella storia della vita del compositore. Figaro ottenne un così grande successo che Wolfgang e Costanze dovettero andare a Praga per ricevere gli applausi di persona. Qui non parlano altro che di Figaro, Mozart scrisse a Vienna felicemente.
Non si canta, si suona o si fischia altro se non le arie di Figaro. Prima di lasciare la città, ricevette la commissione per una nuova opera che doveva essere messa in scena più tardi quello stesso anno. Ancora una volta collaborò con Lorenzo da Ponte. Decisero di trarre la storia dal Don Giovanni, ossia il convitato di pietra di Giovanni Bertati. Mozart chiamò Don Giovanni un dramma giocoso, tragicomico, suggerendo che per la sua mescolanza di luce e buio, la sua penetrazione nella complessità tra bene e male del personaggio umano costituivano qualcosa di nuovo, dove il buffo si innesta al drammatico, il cavalleresco al fantastico. Wolfgang ritornò a Praga con Costanza nel settembre 1787 per comporre l'opera in tempo per la prima del 29 ottobre. Le richieste dell'ultimo minuto da parte dei cantanti creavano sempre grossi problemi. Mozart riscrisse un'aria ben 5 volte prima che fosse accettata dal suo Don Giovanni. L'ouverture dell'opera non fu messa su carta se non la sera prima dell'ultima prova generale, o addirittura c'è chi dice la sera antecedente la prima. Con questo strabiliante potere che dimostrò per tutta la vita, Mozart aveva la sua musica ben chiara in mente e doveva semplicemente scriverla. Se Mozart aveva dubbi su questo lavoro impegnativo, si dissiparono prontamente vedendo il pubblico di Praga dimostrare il suo rapito entusiasmo. Probabilmente, a seguito di ciò, la posizione di Mozart a Vienna si elevò. Gli fu richiesto di lavorare come musicista di corte e compositore per l'imperatore. Il lavoro richiesto era però modesto, così come modesto era pure il salario. Troppo per quello che faccio, scrisse il sempre più orgoglioso Mozart su una ricevuta del suo salario. Troppo poco per quello che potrei fare. A parte questa, non aveva altre entrate fisse e, a dispetto del suo trionfo, i soldi rimasero per lui sempre un problema. Siccome a quei tempi non esistevano i diritti d'autore, la sicurezza finanziaria di un compositore dipendeva sempre dalle commissioni o dai concerti in programma, in ogni caso sempre mal pagati. Presto iniziò una serie di patetiche lettere spedite da Mozart a Michael Puschberg, suo facoltoso amico, con la richiesta di soldi. Quella del giugno 1788 supplicava: «Ti prego di prestarmi almeno fino a domani 200 gulden, perché il mio padrone di casa di Landstrasse è stato così insistente che per evitare guai devo pagarlo immediatamente, e questo ha reso le cose molto difficili». Puchberg gli spedì i 200 gulden. 10 giorni più tardi Mozart dovette riscrivergli: «Sono obbligato a dirti francamente che è impossibile per me restituirti così in fretta i soldi che mi hai prestato e devo pregarti di pazientare ancora un po'». E così andò avanti, mentre Mozart continuava a sfornare musica con la sua consueta facilità, a un ritmo serrato e sotto ciò che avrebbe dovuto essere uno schiacciante peso. Tra il Don Giovanni dell'ottobre 1787 e la sua successiva opera, Così fan tutte, del gennaio 1790, scrisse più di 60 lavori. Degne di nota al di sopra di tutte sono le 3 superlative sinfonie numero 39, numero 40 e numero 41. Furono le ultime in questa forma, e lui le compose in soli 3 mesi, nell'estate del 1788, proprio l'estate delle sue preoccupazioni, come aveva scritto nelle lettere a Puchberg. Queste 3 sinfonie sono spesso descritte come una trilogia, e certamente formano un naturale trio, abbracciando l'intera gamma della maestosa e matura composizione musicale di Mozart. La prima descrive una scena di rara bellezza poetica, la seconda passa una passione triste, ma esaltata. La terza esprime una magistrale nobiltà. Anche se non avesse scritto niente altro, queste sinfonie gli avrebbero garantito l'immortalità. «Le persone sbagliano», disse una volta Mozart a un amico, «perché pensano, vedendo la facilità e la velocità con cui scrivo la musica, che ciò sia facile. Ti assicuro però, nessuno come me ha mai dedicato tanto tempo e studio alla composizione. Non c'è grande maestro di cui io non abbia studiato la musica». Durante i suoi anni a Vienna ebbe molte occasioni di conoscere la musica di Handel e Bach. Mosso dalla passione per questi 2 compositori, dal barone van Swieten, benestante viennese, che commissionò a Mozart degli arrangiamenti di musica di Handel e Bach per delle serate in casa sua.
Un successivo ritorno al Figaro, sulle scene nell'agosto 1789, ricordò all'imperatore dell'esistenza di Mozart e così gli commissionò un'altra opera. Il libretto, questa volta una storia originale, fu ancora fornito da Lorenzo da Ponte. Così fan tutte, colloquialmente le donne sono così, una spumeggiante opera buffa nella quale due innamorati torturati da un cinico vecchio accettano di provare la fedeltà delle loro fidanzate facendo loro una corte mascherata, ahimè, con troppo successo. L'affascinante musica di Mozart esaltò la sottile trama tanto da fargli guadagnare l'immortalità nel repertorio lirico. Comunque, le rappresentazioni ebbero durata limitata, poiché, poco dopo la prima, l'imperatore Giuseppe II morì e tutti i teatri furono chiusi per lutto. Mozart aveva allora 35 anni. Si avvicinava alla mezza età e continuava la sua insicurezza finanziaria. Successo artistico e grande stima popolare, ma niente soldi, comfort e quasi nulla della bella vita viennese. La strada del libero compositore era dura e le commissioni e i concerti gli procuravano appena quanto bastava per dare un tetto alla sua famiglia. Le sue lettere a Puchberg divennero sempre più penose e il ricco amico rispose sempre con comprensione. La disperazione di Mozart sarebbe cresciuta ulteriormente quando il nuovo imperatore Leopoldo II non tenne benché minima considerazione alle sue offerte di lavoro. Infatti, non incluse Mozart nel suo entourage musicale quando si recò a Francoforte nell'autunno del 1790 per essere incoronato imperatore del Sacro Romano Impero. Impulsivamente, Mozart impegnò l'argenteria di casa e partì per Francoforte da solo, sperando di guadagnare dei soldi approfittando delle festività di quell'occasione e organizzare così un concerto che ebbe un successo di stima, ma non ebbe nessun profitto. Le lettere di quel tempo che Mozart scrisse a Costanze, piene di nostalgia e di bonario e rassicurante incoraggiamento, sono molto toccanti. Quando tornò a Vienna si trasferirono in una casa più economica. Era la sua 12ª casa a Vienna in 9 anni. E sarebbe stata anche l'ultima. La primavera seguente, Emanuele Schikaneder, attore e impresario che Mozart aveva conosciuto a Salisburgo anni prima, per il teatro Schikaneder. La trama era basata in parte sulla storia di un cacciatore di uccelli e un flauto magico. Quando Costanze, che era nuovamente incinta e malata, partì per le terme di Baden, Mozart passò i suoi giorni estivi lavorando al flauto magico nel giardino della casa Schikaneder, vicino al teatro. Di notte, secondo pettegolezzi, lui, Schikaneder e la compagnia si davano i bagordi. Tale affermazione probabilmente corrisponde a verità, perché a Mozart era sempre piaciuta la bella vita. Quanto però fosse veramente triste, emergeva dalle sue lettere a Costanze. Non posso descriverti cosa sto provando. Un senso di vuoto che mi ferisce terribilmente, una specie di desiderio che non smette mai e che persiste, anzi, peggiora di giorno in giorno. Proprio in questo suscettibile momento ricevette un giorno la visita di uno straniero misterioso, vestito in grigio, che rifiutò di farsi identificare. L'uomo offrì a Mozart una somma notevole di denaro per una messa di requiem, che doveva essere composta in gran segreto e consegnata al messaggero con l'intesa che la composizione avrebbe dovuto rimanere anonima. Mozart accettò, ma le circostanze piuttosto sinistre lo preoccupavano molto. Difatti, lo straniero non era un'apparizione soprannaturale, ma il servitore di un certo conte Walsegg che desiderava spacciarsi per un compositore e intendeva attribuirsi il requiem come sua testimonianza alla defunta contessa Walsegg. Il lavoro di Mozart alla messa fu interrotto da una richiesta che gli venne da un suo vecchio ammiratore di Praga che desiderava un'opera scritta in breve tempo per l'incoronazione di Leopoldo II come re della Boemia. Mentre Mozart e Costanze, che avevano appena avuto un bambino, stavano partendo per Praga, l'uomo in grigio riapparve per chiedere a che punto è il requiem. In uno sforzo frenetico Mozart riuscì a finire l'opera alla clemenza di Tito in soli 18 giorni, scrivendo sulle carrozze e lavorando fino a tarda notte, durante le soste. Stava già poco bene e la poco entusiasmante accoglienza dell'opera lo scoraggiò definitivamente. Tornato a Vienna, ricominciò febbrilmente a lavorare al requiem,
sempre più convinto fosse per se stesso. Il flauto magico, la cui prima era stata diretta nel tardo settembre da Mozart alla tastiera, stava diventando un successo popolare. A novembre si ammalò, a tal punto da essere costretto a letto, a fianco del quale soleva mettere tutte le sere l'orologio, seguendo il progredire dell'opera con la sua immaginazione, canticchiando le melodie. L'ultimo giorno chiese a degli amici di aiutarlo a cantare lo spartito del Requiem incompleto, ma si mise a piangere e non poté continuare. Morì pochi minuti dopo la mezzanotte del 5 dicembre 1791, 2 mesi prima il suo 36esimo compleanno, di quello che i dottori credettero fosse nefrite o un'infiammazione acuta epatica. Costanzo crollò e alcuni amici dovettero occuparsi dei funerali e della sepoltura del maestro. Per risparmiare soldi fu celebrato un funerale di terza classe e il suo corpo fu interrato in una fossa comune nel cimitero di San Marco a Vienna. Un pugno di amici presenziò al servizio funebre, ma, a causa del brutto tempo, nessuno accompagnò la bara fino all'ultima dimora. Quando Costanze fu in grado di visitare il cimitero, nessuno seppe indicarle dove giacesse. La precisa locazione è tuttora sconosciuta e il monumento a Mozart è altrove. Per tutta la sua vita, attraverso ogni difficoltà, aveva continuato incessantemente a creare un meccanismo divino messo in moto da forze che andavano al di là dei limiti della sua esistenza. La musica era stata il suo scopo e, finché la vita era durata, lo aveva pienamente ottenuto. La produzione mozartiana fu veramente imponente, specialmente se confrontata con la breve vita del maestro. Il catalogo delle sue opere, compilato da Ludwig van Kuchel nel 1862, elenca 626 composizioni, numero che Cas Malherbe fece salire a 654, aggiungendo i lavori rimasti incompiuti. Courier Music Hall, 15 gennaio 1906.